terminata con il risultato di 11-3 questa sfida tra Accademia Palermo Calcio e Villabate. Seguì con il tecnico Sergio Di Trapani. Le chiedevo subito, mister, cosa è successo nel primo tempo? Un gol preso subito a freddo, poi però la rimonta. Buon pomeriggio a tutti, salve. No, siamo stati bravi a reagire all'errore iniziale, siamo partiti pronti via subendo subito gol, però i ragazzi sono stati bravi a reagire. Sono contento per la prestazione, a prescindere dal risultato finale. La prestazione, hanno fatto un'ottima prestazione, giocando sempre un buon calcio, e sono veramente felice. Tanti ingressi nel secondo tempo, tra tutti una menzione d'onore per Renato Tiscione. Un secondo tempo veramente lottato su tutti i palloni, un gladiatore. Può essere una soluzione anche per la prossima partita, magari da titolare? Assolutamente sì, ma i complimenti vanno fatti a tutti quanti che sono entrati con lo spirito giusto da grande squadra, considerando che siamo rimasti in 10 a fine primo tempo. Devo dire che sono stati veramente bravi tutti quanti, non solo Tiscione assolutamente ha dato il suo contributo, ma anche gli altri ragazzi, quindi bravi tutti. Tanta sicurezza poi anche per Marco Mellina, che nel secondo tempo ha sventato subito un possibile gol. Come giudica la sua prestazione? Marco Mellina nel 2011 ha fatto bene. Noi diciamo la nostra forza della nostra famiglia è questa, che riusciamo anche a integrare i ragazzi più piccoli con i gruppi anche più grandi, e loro si fanno trovare sempre pronti, quindi sono felice anche perché lo conosco da un paio d'anni, che l'ho allenato qualche anno fa, quindi è una sicurezza assolutamente. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Gonzaga. Come la preparerà in settimana e cosa si aspetta dai suoi avversari? Come al solito la prepariamo sempre allo stesso modo, lavorando intanto assolutamente sull'aspetto tecnico, e poi con la massima serenità, dove andiamo a affrontare una buona squadra. Siamo consapevoli che comunque è un campionato di costruzione, quindi il risultato alla fine conta realmente poco. A noi ci interessa che costruiamo per il futuro assolutamente.